Siamo qui a Portogruaro, vicino al gazebo di l'Altra Europa con Tsipras, con la consigliera comunale Anita Fiorentino. Consigliera, ci può spiegare la sua presenza qui a questo gazebo? Allora, la mia presenza è qui esclusivamente per la vidimazione delle firme, quindi anche per un controllo che tutto proceda regolarmente nella raccolta firme. Le proposte di questa lista la trovano d'accordo? In molte cose sì, in molte cose mi trovo d'accordo, sicuramente l'Altra Europa, già il fatto che si chiami proprio l'Altra Europa per Tsipras, mi fa sperare in qualcosa di diverso. Perché c'è bisogno appunto sì, di un'Europa, ma di un'Europa diversa da quella che Sì. adesso che sta incatenando, diciamo, costringendo anche l'Italia a soffrire. Certo, io non sono assolutamente una che vuole uscire dall'Europa, una che ci vuole stare, ma ci vuole stare anche molto bene. E sicuramente questo non è il momento, io almeno questo fino adesso, le politiche che si sono fatte in Europa non sono state il massimo. Solo Quindi, politiche di austerità e basta. solo politiche esclusivamente di austerità e quindi non si è pensato al popolo in realtà, mentre a questo punto qua bisognerebbe cominciare a pensarlo in modo diverso, quindi per il popolo. Ecco. Quindi in Europa c'è più bisogno di sinistra, Sicuramente c'è più bisogno di sinistra in al di Europa. là delle sigle comunque. Sicuramente c'è bisogno veramente di sinistra, questo